Il Veneto torna a fare i conti con il rischio elevato di contagio e il presidente della regione Luca Zaia torna in conferenza stampa con toni molto duri verso chi, a causa di comportamenti non in linea con l'emergenza, ha ridato spinta alla presenza del Covid nella nostra regione e annuncia una nuova ordinanza più restrittiva. Non va bene. Le restrizioni, noi presentiamo lunedì un'ordinanza che è già parzialmente scritta. Onestamente potevo firmarla anche oggi, ma non sono contento dell'ordinanza. Noi dobbiamo muoverci all'interno di quello che prevede la legge. La legge, fra l'altro, prevede una multa di 1.000 euro. A me sembra una roba ridicola. Mi sembra ridicolo pensare che la vita delle persone valga 1.000 euro. Il presidente della regione tira le somme dei nuovi contagi e arriva a chiedere il trattamento sanitario obbligatorio per le situazioni più gravi. Posso dirlo? Cioè, se uno commette un reato così importante, andare a infettare persone coscientemente, ripeto che non sto parlando di questo caso, parlo in generale, perché poi ogni caso è una storia a sé, sto parlando in generale, forse va rivalutata sta roba. Come penso anche che sia fondamentale che ci sia il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio. Noi non possiamo far decidere il paziente davanti a un sintomatico positivo grave a questo punto, no?